Il 5 maggio 2019 sarà una data importante per le nostre comunità. Si svolgerà il referendum che ridisegnerà i nuovi confini tra i comuni di Aragona, Favara e Agrigento. Si porrà così fine a decenni di contestazioni, di servizi che i cittadini hanno avuto per via di zone che di fatto erano appartenenti a un comune diverso da dove si svolgeva l'attività. Quello che conta è raggiungere uno dei due quorum, se no l'elezione non risulterà valida. Da qui l'impegno delle amministrazioni che ieri hanno firmato il provvedimento di indizione del referendum. Presenti per Favara il sindaco Alba, per Aragona Pendolino, per Agrigento Firetto. Nel raggiungimento dell'obiettivo finale particolarmente notevole è stata l'attività degli uffici tecnici, tra questi quello del SIC diretto dall'ingegnere Franco Vitellaro presente all'incontro e l'opera svolta dal vice sindaco Elisa Virone che ha seguito passo passo il suo iter fino ad arrivare alla sua definizione. Dalle ore 7 alle ore 22 del 5 maggio si procederà a dar corso alla votazione che interesserà l'interezza della popolazione agrigentina così come l'interezza della popolazione di Favara e di Aragona. Noi avremo sostanzialmente due ambiti di riferimento e due distinti quorum. Da un canto le porzioni di territorio da accorpare che formeranno un unico grande contenitore di voti con un loro quorum. Da un canto la rimanente popolazione di Agrigento, Favara ed Aragona che formerà un unico contenitore con un distinto quorum. Il legislatore ci consente che raggiunto correttamente il quorum in uno dei due ambiti, la votazione sarà considerata valida. Riteniamo che ad Agrigento si possano istituire 5 o 6 seggi che accorperanno da un canto il centro città, da un canto distintamente le varie frazioni, i vari quartieri delle città e un ambito riservato esclusivamente un seggio riservato esclusivamente all'ambito che sarà oggetto di aggregazione territoriale che pensiamo di individuare presso la struttura del Palacongressi a piano terra in maniera tale che ci sia anche un'agibilità di raggiungimento diciamo, sotto un profilo strettamente logistico, per cui dobbiamo memorizzare questa data del 5 maggio che sarà una data rispetto alla quale esprimere la propria preferenza su un tema che in effetti diciamo, da diversi anni cerca di addivenire ad una soluzione. Il momento diciamo, rispetto al quale pronunciarsi e determinare l'esito di questa attività è quella del prossimo 5 maggio. Un industriale ad esempio che appartiene a 3 comuni come sarà nel futuro? Anche sulla zona industriale abbiamo fatto una bella cosa, perché sulla zona industriale, ecco, ha fatto bene a farmi la domanda, perché sulla zona industriale ad esempio ci ritroviamo in situazioni in cui dove metà capannone è ad Aragona, metà capannone a Favara, quindi hanno fatto gli uffici tecnici un lavoro veramente certosino affinché voglio dire, la definizione dei confini si definisce con le strade e quindi molti imprenditori non avranno il problema di chiedere l'autorizzazione a Favara e o uno all'altro. Nel contempo Agrigento, che non aveva avuto mai una zona industriale, rientra nella zona industriale, nella zona ASI a tutti gli effetti e quindi è positivo perché avere il capoluogo accanto a noi è un segnale di forza e non di debolezza.